Allora, buonasera a tutti, benvenuti al Cineclub Arsenale per il secondo appuntamento del ciclo I film della vita. È un ciclo che abbiamo inaugurato il mese scorso, che vogliamo portare avanti lungo la nostra programmazione annuale, ed è uno spazio in cui il Cineclub Arsenale invita, ospita quelle che sono grandi testimonianze, grandi personaggi, uomini di cultura, uomini di comunicazione, uomini di spettacolo, che vengono a raccontarci in qualche modo quelli che sono i film che hanno segnato le loro vite, le loro carriere. E questa sera è una serata speciale, particolarmente speciale, perché abbiamo il piacere di proiettare l'ultimo capolavoro di Alexander Sokurov, che è Francofonia, con un ospite d'eccezione che è il professor Salvatore Settis, per cui chiedo un applauso. Tra le tante cariche, Presidente del Consiglio Scientifico del Museo del Louvre, e chi meglio di lui saprà parlarci e introdurci un film dedicato interamente proprio al Museo del Louvre. Passo subito la parola al professore e poi vi auguro una buona visione. Io vi ringrazio molto di essere qui e ringrazio il Cinema Arsenale di avermi invitato. Non sono sicurissimo che poi alla fine vi darò qualcosa che somiglia a quello che vi aspettate, insomma io ci provo. Io dico subito, ma molti di voi lo sanno, che non sono per niente un esperto di cinema. Quello che posso provare a fare stasera è dare qualche ingrediente, qualcosa su cui pensare partendo però dalle cose che so. Io non sono un esperto di cinema, sono un archeologo, uno storico dell'arte. L'altra volta che sono venuto qui a fare una cosa simile avevo il compito molto più facile, perché il film era Citizen Kane e ho potuto con qualche slide raccontare la storia di Hearst Castle, dove è il luogo reale a cui si ispirano delle scene importanti di quel film di Orson Welles. Questa volta è più complicato, però ho proposto questo film perché l'ho visto a Venezia, al festival, mi è piaciuto straordinariamente e ho voglia di rivederlo. Quindi ho scelto questo film soprattutto per ragioni di puro egoismo, per volerlo rivedere e rivederlo in vostra compagnia mi farà molto piacere. Allora, io vorrei cominciare col dire che il tema dei musei nel cinema è un tema che è molto bello, non so se qualcuno l'ha mai studiato, non intendo di queste cose, un bellissimo tema, non so se sia mai stato esplorato in modo sistematico. Perché quando noi pensiamo al museo e al cinema, pensiamo che il cinema sia una cosa relativamente recente e il museo c'è sempre stato. Non è affatto così. Il museo è un'istituzione culturale recente, fragile, ha una data di inizio, potrebbe avere una data di fine. Non sappiamo se fra 100 anni ci saranno ancora musei. Io penso che fra 100 anni ci sarà sicuramente il cinema. Il cinema è un'istituzione culturale più forte del museo. Il museo si sta appoggiando molto al cinema. Il museo non nasce prima del Settecento, nasce in Italia, poi si diffonde, e però è una istituzione culturale molto recente che ultimamente si è molto indebolita per varie ragioni. Una, perché il museo d'arte ha generato altre tipologie di musei. Ci sono i musei dei fiammiferi, ci sono i musei delle torture, ci sono i musei, che so io, degli orrori, i musei aziendali, ci sono i musei di tutto, i musei delle più grandi sciocchezze, ci sono persino i musei del cinema, e ci sono anche i sottomusei del cinema, come un museo di 007 che è in Svezia, dove non andrò mai, ma so che c'è. La forma museo però è anche messa in discussione dal fatto che intanto i musei d'arte sono numerosissimi, proliferano, se ne inventano. Ho visto qualche anno fa una statistica per cui fra gli anni 80 e 90 nel Messico nascevano 40 musei all'anno. Allora quando poi sono troppi il museo si indebolisce, non si fortifica. In questo sfondo, su cui non vi intrattengo più, penso che sarebbe molto interessante guardare quando e in quali tipologie di film compare il museo. Ci sono dei film in cui il museo, per esempio, è il luogo da cui si ruba qualcosa, si ruba un quadro, c'è quel film che si chiama Thomas Crown Affair, che è stato fatto la prima volta da Norman Jewison, ho controllato la data del 68, c'è la Steve McQueen, allora Faye Dunaway, e poi c'è un remake del 99, dove ci sono delle scene autenticamente svoltesi nel Metropolitan Museum.
Più interessanti sono, io credo, perché più antichi, i film prodotti dai musei con l'intenzione di attirare la gente al museo. C'è una studiosa francese che si chiama Bénédicte Savoy, che conosco, che insegna però a Berlino, parla tedesco molto bene, e ha messo su a Berlino, alla sua università, un gruppo di ricerca sui film prodotti dal museo. E ci sono dei film molto interessanti degli anni 30 in Germania, degli anni 20 e 30 in Germania, forse più antichi della serie, almeno in Germania sicuramente. Me ne ha fatto vedere uno, molto interessante, filmati molto brevi, in cui c'è un direttore del museo che parla del museo come il National Gallery, di cui dirò qualcosa fra un minuto, salvo che in quel caso è un attore. Cioè lì hanno inscenato il museo facendo fare la parte di direttore del museo a uno che non lo era per niente, mentre oggi la situazione è cambiata molto. Naturalmente quando parliamo di Sakurov, se questa è la pronuncia giusta, ma io non so il russo, naturalmente arriviamo su un piano completamente diverso. Quando tutti abbiamo saputo che stava facendo un film di questo tema in cui c'entrava il Louvre, chi di noi non ha pensato a Arta russa? Evidentemente bisognava pensare a questo film, questi 96 minuti, se ricordo bene, di piano sequenza, sono un film straordinario in cui il protagonista è il museo, il protagonista è l'Ermitage, l'edificio, le opere d'arte, i personaggi storici sono ingranaggi di una memoria collettiva, una vera e propria arca di Noè della Russia, che nella Russia post-comunista rievoca tutta una stratificazione, una sequenza storica, facendo comparire l'evocazione di, che so io, Pietro il Grande, che aveva fondato San Pietroburgo, Caterina la Grande, poi Nicola I, Nicola II, dunque la rivoluzione, dunque la Repubblica Sovietica e tutto quello che comporta. In tutta quella storia lì, perché ve lo ricordo? Non perché vorrei parlare di questo, ma perché vorrei ricordare che in quel film aveva un ruolo, accompagnava il film un francese, e con ciò ci proiettiamo verso il Louvre, un aristocratico francese, che si chiamava, e noi l'ho dovuto ricercare per naturalmente non me lo ricordavo, Astolphe de Custine, un marchese, un diplomatico francese, il quale percorre tutta questo film e dialoga con la voce narrante. Dunque è un aristocratico, dunque è in grado di capire quel mondo antico di zar, di zarine, di nobili, eccetera, eccetera, di corte, di balli e così via, ed è un francese, dunque uno che ha già sperimentato il regicidio che i russi sperimenteranno più di 100 anni dopo i francesi, 1792, 1917, ed è questo aristocratico è quello che aveva scritto negli anni 40 dell'Ottocento un famoso libro che invitava a visitare la Russia, un libro scritto in francese che era un libro inteso a far pubblicare, a far visitare la Russia. Possiamo dire che Arta russa e questo film di cui parliamo stasera, Francofonia, io lo pronuncio all'italiana, Francofonia è un film, è una specie di dittico, come due valve di un dittico in cui si parla di due musei diversi, ma sono collegati, però c'è anche molto di più. Io non sono in grado di fare un discorso sistematico su questo film. In un momento di presunzione ho creduto di poter sviluppare un discorso, un'intuizione molto bella secondo me, anche perché non è mia, ma è di mio figlio Nicola, il quale mi ha detto che vede questo film come parte di una trilogia ideale, una trilogia molto... Cosa interessante perché è una trilogia preterintenzionale. La trilogia di solito è un regista che ne fa 3, 1, 2, 3. Invece questa è una trilogia, per così dire, preterintenzionale, cioè inventata da Nicola, che però è molto interessante, a cui è molto interessante riflettere perché si incentra sul ruolo dell'arte nelle comunità umane. E qual è questa trilogia? Il primo è Cave of Forgotten Dreams di Herzog del 2010, che riguarda come una serie di immagini si dispongono sulle pareti di una grotta, come a un certo punto mettere insieme in questa grotta preistorica francese, mettere insieme delle immagini è un'assoluta necessità anche recuperarle, rivederle, ricapirle,
dal punto di vista archeologico. Il secondo film di questa trilogia ideale, National Gallery di Wiseman, dove si parla della National Gallery di Londra e dove si vedono il direttore della National Gallery, l'allora direttore, che io conosco molto bene, si vedono anche degli altri personaggi, fra cui anche una persona che lavorava allora alla National Gallery e ora lavora a Palazzo Strozzi, un italiano che si chiama Arturo Galanzino. Quindi era possibile per me vedere persone note che parlavano all'interno di un museo raccontato. E poi il terzo è naturalmente il film di Sakharov. E in che senso? Questa è una trilogia. Perché il primo nasce dall'idea che raccogliere immagini entro un solo luogo, nella fattispecie una grotta, una caverna preistorica, è per così dire necessario. Il secondo, National Gallery, è sul museo come istituzione, e il terzo è sul destino dell'arte nel futuro, cioè la necessità dell'arte, la necessità delle immagini, la necessità non solo di un'immagine isolata, ma di catene, gallerie di immagini che si incatenano l'una con l'altra e che creano un discorso come una sorta di ricapitolazione di quello che viene prima e progettazione di quello che verrà dopo, cioè del futuro. Una rivendicazione della funzione suprema del cinema che può ricapitolare, perché può mostrare meglio di qualsiasi altra cosa, e può proiettare per questo verso il futuro. Ora, perché allora in questo film Sakharov ha puntato sul Louvre e perché si chiama e perché ha questo titolo? Io non ho fatto perché non saprei farlo bene, perché non volevo dare l'impressione di un discorso professionale, ma voglio dare proprio un discorso, il discorso che vi offro è soltanto artigianale e improvvisato. Non mi sono messo a cercare se in una qualche intervista qualcuno ha spiegato perché si chiama francofonia, il perché del titolo, se lo stesso Sakharov lo ha spiegato. Io penso, io vi dico come l'ho interpretato io. In nessun paese si insiste tanto sulla propria lingua come in Francia. Quelli che parlano inglese non ne hanno bisogno, quelli che parlano italiano quasi si vergognano, quelli che parlano spagnolo si vergognano sempre meno, però sono la seconda lingua del mondo, i cinesi sono tanti, invece i francesi si stanno molto occupando della loro lingua e esiste un movimento per la francofonia proprio con questo tema, esiste addirittura un'organizzazione internazionale della francofonia che raccoglie qualcosa come 56 paesi che sono o francofoni del tutto come la Francia stessa o in parte come il Belgio, la Svizzera eccetera, o anche dei grandi paesi come il Canada o anche tutti i paesi dell'Africa ex francese e così via. C'è un grande movimento, un movimento di difesa della lingua francese che ha un significato: resistere alla egemonia culturale anglo-americana. Questo è il senso del tema francofonia. Non è un caso che nella stessa Francia ci sia un'altra istituzione che si chiama Unione Latina, Union Latine, che raccoglie tutte le lingue romanze e che ha una mappa. Sono stato una volta in questa sede dell'Unione Latina, loro hanno una mappa mobile in cui mostrano l'estensione delle lingue romanze, in cui le lingue romanze a questo punto si affratellano e il francese, il romeno, il portoghese e così via diventano tutta una sorta di avanzata del latino e in particolare la cosa di cui sono più fieri è la mappa degli Stati Uniti rispetto al Messico, dove si vede che dagli Stati Uniti sale l'ondata delle lingue latine per occupare via via eccetera eccetera, cosa che Sua Santità ve la direbbe assai da come può sembrare dal suo discorso al confine con il Messico. Dunque francofonia, il punto di vista francese, la resistenza all'egemonia culturale, e nel film è rappresentata questa però senza che la lingua inglese o la cultura inglese o americana ci sia nemmeno sullo sfondo. Come tutti sappiamo, ma di trama non parlerò, in questo film c'è l'incontro-scontro tra un francese che era il direttore del Louvre, Jacques Jaujard, le scene che si svolgono nella direzione del Louvre sono state girate nella direzione del Louvre, sono stanze che io conosco e frequento e sono così, sono quelle, e un tedesco che è questo Franziskus Wolf Metternich, un conte, un aristocratico che era uno storico dell'arte e che io ho visto una volta davvero perché ha finito la sua vita come direttore della biblioteca Herziana a Roma dagli anni 50 al 60, quando io lo frequentavo, negli anni 60-70 lui era
era direttore della biblioteca Eziana. Della trama non parlo nemmeno dei piani del racconto, sarebbe molto interessante, il passaggio dal narrativo al documentario, al saggistico, c'è un pezzo sul ritratto nell'arte occidentale che vi raccomando perché è molto intelligente, il trapasso dall'antico al moderno, al futuro, il fatto che vi si veda a un certo punto Marianne, la personificazione della Repubblica francese, Napoleone, insomma una sorta di arca francese, diciamo così, una nave che si intravede attraverso un dialogo via Skype tra il regista con la sua voce e un amico capitano che porta in containers delle opere d'arte verso un altro continente nell'oceano, chissà se si inabissano, chissà se si salvano. Di tutto questo non vi parlerò e neanche dell'alternanza molto interessante tra materiale di repertorio, scene recitate, voci lontane come quella del capitano dell'acqua. C'è un precedente che vorrei però ricordare brevissimamente ed è l'ossessione di un altro regista russo, Tarkovsky, per un pittore italiano, un pittore del Rinascimento, cioè Leonardo. E nello specchio di Tarkovsky, che è degli anni 70, ci sono vari quadri di Leonardo. Più interessante mi è parso, riguardando questa cosa, che nel film Sacrificio, che nel 1986, dopo aver passato più di un anno a Firenze studiando Leonardo e facendo cose del genere, Tarkovsky ha voluto cercare dal vero un qualche posto dove ci fossero due scale parallele, un po' in rovina, come in un disegno di Leonardo, che è Gli Uffizi. E l'ha trovato a Stoccolma, e c'è una scena di questo film con queste due scale. È uscito recentemente un libro che si chiama Su Leonardo in Russia, che è in russo e in italiano, in cui sono accostate l'una all'altra il disegno degli Uffizi e queste straordinarie scale di Stoccolma, che sembrerebbe che Leonardo le abbia viste, un po' difficile visto che sono posteriori di 5 secoli a Leonardo, ma grazie al cinema le possiamo vedere una sopra l'altra. Ma che cosa vuol dire parlare di memoria dell'arte oggi e perché questo grandissimo regista ha scelto di farlo attraverso il Louvre? Che cosa vuol dire parlare di memoria di storia dell'arte oggi, di memoria dell'arte oggi? È fin troppo ovvio il fatto che ci sia una nave che si allontana con dei container pieni di quadri, eccetera, eccetera, fa pensare alle distruzioni di opere d'arte che vengono fatte dal cosiddetto esercito dell'ISIS. Ovviamente da tutto questo nessuno crederà, nonostante qualche accenno del film sia stato interpretato in questo modo, che l'Islam sia di per sé raccomandi l'iconoclastia, di per sé non è affatto vero. Sono stato recentemente 3 volte in Iran, dove la cura per il loro patrimonio culturale, ma anche il nostro patrimonio culturale, perché è in parte lì, perché ci sono delle opere di arte greca, romana, eccetera, è massima in Iran, eppure è un paese naturalmente islamico. Invece l'iconoclastia dell'ISIS è una iconoclastia politica molto significativa che bisogna tener conto sullo sfondo di questo film. Bisogna tener conto anche che questa iconoclastia è un'iconoclastia incoerente con se stessa. È incoerente con se stessa intanto perché è vero che distruggono un sacco di roba, ma tanta altra roba la stanno razziando e la rivendono. Secondo una rivista americana, non meno di 2 miliardi di dollari hanno incassato poi con armi, eccetera, con delle cose che si guardano bene da distruggere. Ne distruggono alcune e, come dire, si potrebbe quasi pensare che quelle che distruggono alzano il prezzo di quelle che non hanno distrutto. E poi l'altra ragione più profonda per cui questa iconoclastia non crede in se stessa è che nel momento in cui dice le immagini sono proibite, il Corano non le vuole, le immagini non ci vogliono, noi le distruggeremo, producono immagini di se stessi mentre le distruggono. Quindi non c'è nulla di più incoerente di questo. Dobbiamo però anche ricordarci che esiste un'iconoclastia intra-islamica, i sunniti che distruggono i santuari degli sciiti in particolare. Esiste una iconoclastia persino nell'Arabia Saudita, dove è stato denunciato da un libro americano recente, la Mecca sta diventando una città di grattacieli e per costruire questi grattacieli per ragioni turistico-alberghiere stanno distruggendo la città storica. E se parliamo di questa iconoclastia, anche l'iconoclastia occidentale
le distruzioni dei monumenti, le distruzioni dei quartieri storici che avvengono un po' dappertutto, fanno parte anche di questo. L'idea che il quartiere vecchio deve essere sostituito a qualche nuovo. Prima della memoria, voglio dire, va molto al di là del museo, va molto al di là del tema dell'arte, va molto al di là della distruzione, della conservazione della Gioconda o di qualsiasi altro quadro. Perché il Louvre? E qui arrivo all'ultimo punto su cui vorrei brevemente intrattenervi. Perché il Louvre? Perché il Louvre è un museo, ma è un museo speciale. È un museo speciale non solo perché, come tutti sanno, è il museo più visitato del mondo, non so se è proprio il più grande del mondo, perché non so come si prende questa misura, se per metri quadri o per numero di oggetti che sono conservati e come si contano gli oggetti, un vaso spezzato in due vale per uno, vale per due, sono statistiche che non è spezzato in 10, come spesso accade nei reperti archeologici. Certamente con 9 milioni e mezzo di visitatori l'anno il Louvre è di gran lunga il museo più visitato del mondo. Ma non è questo il punto. Il punto è che il Louvre si distingue da molti altri musei, non è il solo di questa tipologia che sto per descrivere, ma si distingue da tutti i musei italiani perché è un museo che non nasce dal proprio territorio circostante, ma nasce con l'ambizione di essere molto, ma molto di più. In Italia i musei, anche i più grandi, gli Uffizi, sono la collezione della dinastia medicea che poi, che naturalmente può inglobare benissimo dei quadri di pittori non toscani o non italiani o che non hanno mai lavorato in Toscana o in Italia, però fondamentalmente riflette quella storia lì. La Galleria Sabauda riflette la storia della dinastia Sabauda, torinese, eccetera, eccetera, e così via. Se elenchiamo tutto, Parma, persino i musei vaticani, pur essendo il Papa avendo il Papa aspirazioni di sovranità universale, almeno di tipo religioso e non solo, anche lì però il fondamentale serbatoio da cui i musei vaticani hanno pescato sono i territori dello Stato Pontificio. Il Louvre non è così. Il Louvre nasce dalle collezioni reali, il Louvre è un palazzo reale, l'etimologia non si conosce, ci sono molte discussioni sull'etimologia, è un palazzo reale antico, rifatto moltissime volte, ed è un palazzo reale che serve come tale fino alla rivoluzione, anche se negli ultimi 100 anni e più i re di Francia preferivano abitare a Versailles e stavano al Louvre solo occasionalmente. Però invece dopo la rivoluzione e prima che al re tagliassero la testa, i rivoluzionari lo hanno obbligato a stare al Louvre perché era molto più controllabile lì che a Versailles. Il progetto di farne un museo nasce proprio inizialmente perché il re sta a Versailles e del Louvre in realtà non sa più molto che cosa farsi. Quindi addirittura Luigi XV, l'ultimo dei re di Francia, che di quella storia lì, poi ci sono quelli dopo la rivoluzione, dopo Napoleone, già lì nasce l'idea di fare un museo lì. E sotto Luigi XVI una delle persone incaricate di occuparsene è Hubert Robert, grandissimo pittore francese, che aveva studiato molto a Roma, all'Accademia di Francia a Roma, che ora è a Villa Medici, e che aveva imparato a disegnare le rovine, tant'è vero che in francese si chiama ancora Robert des Ruines, quello delle rovine. Nel 1796, quando la rivoluzione era caduta e il re era stato ampiamente decapitato, Hubert Robert fa 2 quadri del Louvre molto interessanti che forse questi almeno avrei potuto portarli, ma ve li descrivo brevemente. Sono 2 quadri nati insieme, delle stesse dimensioni, non grandissimi, sono dei quadri così che sono al Louvre. Uno rappresenta la Grande Galerie del Louvre, che è quella dove ci sono ora moltissimi quadri italiani, tra cui tutti Leonardo salvo la Gioconda, che è in una sala adiacente, la Grande Galerie che non era ancora stata allestita, ma immaginata come poteva essere, cioè con quadri, statue, eccetera, eccetera, e con visitatori elegantissimi che girano per questa Grande Galerie. Questo è il quadro numero 1. Il quadro numero 2 è la Grande Galerie in rovina, distrutta, con tutto che crolla, il cielo che si vede in alto, i quadri che sono per terra, qualche statua rotta, eccetera, eccetera. Cioè l'idea che nel momento
in cui si crea il Museo del Louvre lo si immagina già in rovina. C'è una dialettica fra l'esistere del museo e il suo destino, che può essere anche la rovina, la fine e la morte, che è una dialettica molto interessante. Da quando diventa veramente museo? Perché il progetto dei re non viene attuato, continua anche nel breve periodo in cui c'è la rivoluzione, ma c'è ancora il re, poi il re prova a scappare, lo catturano, gli tagliano la testa, e la vera nascita del Museo del Louvre è nella Francia rivoluzionaria alla fine del 1793, allora diventa Muséum Central des Arts de la République, sono le arti della Repubblica, e dal 1802 diventa invece Musée Napoléon, cioè viene riappropriato da una dinastia nuova. Questa sarebbe un'evoluzione abbastanza normale, ma il vero momento fondativo, quello a cui si allude ripetutamente nel film, quando si vede, e a alcuni piace, ad altri no, la figura di Napoleone che arriva e dice più o meno il museo sono io, o qualcosa del genere, il vero momento fondativo è quando pochi anni dopo la fondazione del museo, un anno dopo la fondazione del museo, dal 1794 in poi, le armate francesi sciamano per l'Europa. Vanno in Italia, vanno dappertutto, soprattutto in Italia, sciamano per l'Europa e si portano via un sacco di roba. Si portano via decine di quadri, centinaia di quadri da tutte le città, anche da Pisa, alcune delle cose, c'è un giotto che era in San Francesco a Pisa, che è al Louvre, che è rimasto lì, perché poi in alcuni, dopo la caduta dell'impero napoleonico, furono inviati dei commissari, fra cui Antonio Canova, per recuperare questi quadri, mentre il Papa aveva né più né meno che Antonio Canova come commissario recuperò molto, anche se non tutto, in altri casi fu recuperato molto di meno. Perché questa razzia? Che cos'era? Era un furto? Era un furto? No. Era un'idea diversa, era un'idea del patrimonio molto diversa. Nella Convention francese, il primo patrimonio, il primo Parlamento, nacque un'idea di patrimonio completamente nuova, che si appoggiava a discorsi più antichi, in parte italiani, ma aveva la sua Bibbia ideologica nello scritto di un archeologo tedesco, cioè Winkelmann. Winkelmann aveva scritto nel 1760 Erotti la sua famosa storia dell'arte dell'antichità, nella quale sosteneva una tesi di fondo molto interessante, e cioè che l'arte è la parte della libertà. Non c'è arte senza libertà. I greci sono stati i più grandi artisti del mondo perché erano i più liberi, e la società più libera, libertà, democrazia, arte, sono tutt'uno. Bene, che cosa ne hanno dedotto i rivoluzionari francesi? Oggi noi siamo la libertà, noi siamo la democrazia, noi siamo la parte dell'arte. E ci sono delle cose straordinarie da questo punto di vista. L'idea che le arti si sviluppassero solo in regime di libertà, legata alla famosa triade francese libertà, egalité, fraternité, produce delle cose, dei discorsi molto interessanti. Ho trascritto qui perché credo che sia bello ma anche divertente un discorso del ministro degli interni francese che si chiamava François de Neufchâteau nel 1794. Vi leggo due frasi: non per i re, non per i pontefici lavorarono Raffaello e Michelangelo, bensì per i citoyens de la République, poiché quegli artefici indovinavano i destini dei popoli. Immaginate Michelangelo che dice io lavoro per la rivoluzione francese. No, questo insomma, se uno legge l'intero discorso sembra che ci credano. E poi continua: geni divini, dite, quando sentivate il tormento della gloria, aveste il presentimento del secolo della libertà? Sì, era per la Francia che generavate i vostri capolavori. Finalmente quindi essi hanno ritrovato la loro vera destinazione, che è Parigi. Cioè, la Francia ha il diritto di appropriarsi di tutte le opere d'arte del mondo perché è l'unico luogo dove c'è la libertà. Questa ideologia è questo che presiede il vero DNA del Louvre, la ragione per cui nasce come museo universale. Poi uno può dire ma c'è molta roba di altre nazionalità, Metropolitan Museum o l'Hermitage, ma nessuno dei grandi musei del mondo ha dietro un'ideologia come questa. La rivoluzione veniva considerata in quel discorso e in altri discorsi di quegli anni legataria universale del patrimonio
dell'umanità. I grandi capolavori del passato, continua Neuchâtel, circondati dalla moralità di una nazione libera, entreranno in possesso della loro fama perché saranno in libera visione a tutti i cittadini. Guardiani delle virtù dell'arte sarebbero stati di qui innanzi i francesi che professano la legge di natura, la santa eguaglianza. Quindi il Louvre nasce con una carica ideologica, politica, straordinariamente forte, che poi, nonostante tutto, permane, anche quando poi alla rivoluzione, con tutte le sue aspirazioni ugualitarie, anche i suoi orrori, se volete, si sostituisce una monarchia imperiale come quella di Napoleone, anche dopo la restaurazione, permane sempre questa idea del museo universale. Ma questa idea del museo universale ha in sé il germe del suo contrario. Infatti, mentre questo accadeva, e gli italiani non erano contenti di portare via i quadri dalle loro chiese e dai loro musei, non lo erano neanche i tedeschi, non lo erano i belgi, non lo erano gli spagnoli. Però, nonostante tutto, se uno guarda la letteratura di quegli anni, che è molto studiata, la risposta più polemica e più negativa contro questa grande razzia francese è fatta da un francese che si chiama Antoine Quatremer de Quincy, il quale ha scritto un'opera che si chiamava, sotto forma di lettere a un generale, si chiamava Miranda, Lettre à Miranda sur le déplacement des monuments de l'art de l'Italie, in particolare dell'Italia, sul fatto che le opere d'arte siano state rimosse dall'Italia. Secondo Quatremer, lui dice strappare un oggetto dal suo contesto e ucciderlo. L'oggetto deve tornare lì. È un errore. La cosa era talmente grave che lui dovette pubblicarlo sotto falso nome, fu riconosciuto e dovette fuggire. Eppure dovesse fuggire per salvarsi la vita. Eppure ci fu una petizione di 50 artisti, fra cui David, il grandissimo David, che aveva anche fece anche dei quadri per la rivoluzione, che erano favorevoli al ritorno delle opere d'arte, che non ritornarono fino alla caduta dell'impero napoleonico. Dunque qui succede, in questo momento è il momento nella storia umana in cui si mette a fuoco la nozione di patrimonio artistico, perché il patrimonio c'era prima e c'era dopo, ma il momento in cui si mette a fuoco la nozione di patrimonio artistico è questa, e la si mette a fuoco precisamente nella dialettica fra il momento in cui le opere d'arte vengono derubate, razziate, trasportate altrove, e invece il movimento in difesa. È lì che nascono delle argomentazioni come quella di Quatremer, che diceva, vi leggo una sua frasetta: un Raffaello estratto dal suo contesto non dice nulla. Un dipinto non è come una reliquia della vera croce, basta un pezzo della vera croce che per contatto genera miracoli. Ma un Raffaello non fa miracoli se non è nel suo contesto. Deve stare a Roma, a Urbino, a Firenze, dove che sia. Il solo valore assoluto, altra frase, che l'arte possiede è avere una storia. Dunque diciamo che quello è un momento di grandissimo rilancio della storia dell'arte. Questa preistoria italiana e francese del concetto di patrimonio culturale oggi è universalmente diffuso, si parla dell'UNESCO, le liste del patrimonio dell'umanità. Nulla di tutto questo sarebbe avvenuto senza questo discorso che si muoveva fra la razzia e la restituzione, fra la conservazione della memoria, la sua perdita o piuttosto le modalità della conservazione della memoria, e la discussione di a chi spetta conservare la memoria. Il Louvre è tutto questo, il Louvre è lo scrigno di tutta questa storia, il Louvre è il luogo in cui tutta questa storia il palcoscenico in cui questa storia si è mossa. E io credo che questo film, che qui concluderò, rispecchia questo orizzonte senza raccontarlo, ma presupponendolo. Francofonia conserva in sé, nella trama, o piuttosto dietro la trama, l'impronta di nascita del Louvre come museo centrale d'Europa all'insegna politica dell'eguaglianza e della libertà dei cittadini, cioè di un'arte per tutti. Quindi la memoria del Louvre è questa. C'è il legame fra l'iconoclastia e il Risarcimento.
il furto d'arte e il rimpatrio delle opere d'arte. C'è l'idea che non esiste arte senza storia e che l'arte è un prezioso serbatoio della memoria collettiva. Il museo è il prezioso serbatoio della memoria collettiva. Credo che in questo film quello che ci viene raccontato e le riflessioni che siamo invitati a fare ruotano intorno a questa idea del museo come memoria, dell'arte come riflesso della comunità degli umani e del cinema come il mezzo più efficace per raccontare questa storia oggi, per poterla raccontare anche domani. Grazie.